Esprime la sua opinione il sindaco Castellino di Palma di Montechiaro su quanto accaduto nella sua città relativamente alla collana donata da Dolce & Gabbana alla Madonna del Castello. Il sindaco Castellino, rammaricato e mortificato che quanto successo rischiava di macchiare un momento di giubilo e di rinascita per la comunità palmese. Il primo cittadino della città del Cattopardo afferma che il consigliere di minoranza ha leso l'immagine della città, pur essendo stato informato per tempo sulla reale e normale situazione in essere e che non c'era nulla di strano. L'ex voto, così si chiama il dono fatto dagli stilisti Dolce & Gabbana alla Madonna, non è mai stato tolto al monastero, che ne rimane sempre il proprietario, mentre ne demanda la custodia all'arcidiocesi di Agrigento, che ha correttamente agito, come indicato nell'atto di donazione. Forte e decisa la presa di posizione di Don Gaetano Montana domenica scorsa al termine della celebrazione eucaristica di ringraziamento alla Madonna. Oggi, come qualcosa nei giorni passati, ma oggi si vede che il caldo era particolare e detto in testa a qualcuno, no? Ci sono stati molti commenti certamente inappropriati sulla collana della Madonna del Castello offerta da Dolce & Gabbana. Fuori luogo, fuori tempo, soprattutto fuori testa. Certamente per alcuni frutto di perfetta ignoranza, perché alcuni con chiarezza hanno parlato senza sapere. Sentivo dire, mi dissero, mi contavo, che sono le premesse di Curtigliano. Senza sapere. Per altri andare dietro a delle cose sentite, senza pensare. Per alcuni frutto di malafede, perché questo attaccare continuamente l'operato della Chiesa proprio a Palma mi pare che sia fuori luogo e fuori tempo. Denigrare il vescovo che continuamente è presente a Palma e l'ha sostenuta in tutto mi pare che sia non avere il senso della gratitudine. Buttare fango sul nostro paese, ho saputo la cosa perché gente di diversi posti mi ha chiamato, no, e certi commenti mi hanno fatto male, certo modo di definire il paese mi ha fatto veramente male, a causa certamente non dei palmesi, ma a causa di chi non sa pesare le parole che dice. Buttare fango sul paese non giova a nessuno. E sappiate che chi lavora nel fango è il primo ad infangarsi. È il primo ad infangarsi chi lavora nel fango. E poi malafede perché espressa in tantissime menzogne. Credo che l'offesa nei confronti del Vescovo sia stata oggi continua, arrogante, e a tutti i livelli, per cui nonostante l'atto di donazione, da questa sera la collana non sarà portata in nessun posto ecclesiastico, non sarà custodita ad Agrigento, non può essere custodita al monastero perché il vescovo è pure priore del monastero, se non la può custodire ad Agrigento non la può custodire al monastero, non sarà custodita al monastero e nessun ente ecclesiastico, nemmeno le nostre parrocchie, se ne fanno carico. Da questa sera trovate chi la custodisce. Il sindaco Castellino, nel ringraziare gli stilisti Dolce & Gabbana per aver scelto la città di Palma per le loro sfilate e facendosi interprete della gratitudine della stessa città, proporrà di conferire la cittadinanza onoraria ai due stilisti. Castellino conclude nel suo comunicato di ringraziamento a Sua Eminenza e alla Curia per l'enorme collaborazione dimostrata nei confronti della comunità palmese. Io non vi voglio tediare perché Don Gaetano ha detto tutto bene e ora troveremo sicuramente una soluzione per la custodia di questo ex voto. Però è doveroso e ti prego Don Gaetano di farti latore di questo mio messaggio, che il sindaco, anche se sono stati pochi, ma siccome la risonanza e Facebook diventa mondiale,
ti prego di porgere le scuse della città, del sottoscritto a titolo personale ma come sindaco, a Sua Eminenza il Cardinal Montenegro, perché a Palma questo comportamento non appartiene. Noi siamo una città per l'accoglienza da sempre, siamo capaci di dividere il famoso tozzo di pane e quindi Palma non è quella che oggi in questo pomeriggio è stata dipinta. Diceva bene Don Gaetano, io appena sono venuto a conoscenza della notizia ho chiamato subito il nostro arciprete, il quale mi aveva rassicurato che la custodia fosse, come era chiaro dalla nota all'arcidiocesi, ma in ogni processione la Madonna, che è proprietaria della collana, avrebbe avuto la collana come ha tutto il nostro oro.